Allora, lei ha visto praticamente la scena in presa diretta? Esatto, praticamente mi stavo affacciando al mio terrazzo, che è situato al secondo piano di quella palazzina, e ho visto che stava uscendo un piccolo fumo, ma un fumo simile a quello del riscaldamento, dei camini. E in realtà poi guardandolo meglio ho visto che il fumo e la nube aumentava fino a un certo punto a diventare grigia e nell'angolino si cominciavano a intravedere le prime fiamme. Mattinata di paura a Pordenone per un violento incendio che si è sviluppato dal tetto di una palazzina di 4 piani in via D'Annunzio. Da alcuni giorni la stessa è interessata da lavori di ristrutturazione con gli operai impegnati ad eseguire interventi di impermeabilizzazione con la sostituzione della guaina che separa la parte in metallo dalle travi in legno. Qualcosa è andato storto, innescando l'incendio. Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pordenone, mentre le 17 famiglie residenti nel condominio sono state fatte evacuare celermente e nessuno ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Una volta estinto l'incendio sono scattati i controlli e la bonifica dello stabile, a sua volta dichiarato inagibile. Il comune di Pordenone nel frattempo ha ospitato alcune persone in alberghi convenzionati della città per alcuni giorni in attesa di capire le tempistiche sul via libera al rientro delle famiglie nelle loro pertinenze. Allora anche lei ha visto subito praticamente in presa diretta quello che stava accadendo. Sì, mia moglie stava riordinando, si è affacciata, mi ha chiamato, ma com'è che esce un po' di fumo da... E dico, ma fumo, mi sa che sta andando a fuoco il tetto. Abbiamo aspettato 4 minuti, 5 minuti, quando ho visto che cominciava, hanno chiamato i vigili del fuoco. Per fortuna mi hanno detto, no, guardi, stiamo arrivando, ci hanno già avvisato perché nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora è partito tutto. L'importante è che nessuno si è fatto male. Sì, sembra di sì che nessuno... Sì. Beh, i tetti si aggiustano e le persone purtroppo sono molto più importanti.